Mi alzai e andai a spiare Joe in soggiorno. Stava giocando con i dinosauri. Restai in piedi nella penombra dell'ingresso. Non mi ero mai soffermato con attenzione a osservare come giocasse con i dinosauri. Ne prendeva uno alla volta, da una pila alla sua sinistra. Avvicinava gli occhi alle zampe, lo faceva correre sul posto, rotolare, saltare e infine lo lanciava in un angolo dove a poco si stava formando un cimitero di animali preistorici. Poi ricominciava con un altro dinosauro. Li conosceva tutti, sapeva la loro lunghezza reale, il loro nome e dove vivevano. Era il re dei dinosauri, non c'era alcun dubbio. Perché gli piacevano così tanto? Chiusi gli occhi e provai a vedere quello che vedeva lui. E a un certo punto accadde. Eccolo lì, il Mesozoico. Un lago vicino alla televisione, gli alberi tra i libri, la prateria al posto del tappeto. Un diplodoco che mangiava i fiori della mamma sul davanzale. Un pterodattilo volava sopra le nostre teste. Un stegosauro si nascondeva dietro il sofà. E lui, Giovanni, era immerso in quella magia. Pensai che in fondo si stava bene nel Mesozoico. Rimasi lì non so quanto, perché lì il tempo non esisteva. Potevano passare 20 minuti come 3 giorni ed era la stessa cosa. Avevo impiegato 12 anni a vedere il mondo con gli occhi di mio fratello e ve lo giuro, quel mondo non era affatto male.